È arrivato questo tipo che comunque ha fatto il giro di tutto il locale, ha provato a entrare prima dalle porte sul retro, poi dalle porte qui davanti, tra cui una, quella laterale, me l'ha quasi staccata perché si è appeso di forza. Non ha fatto grossi danni, però è più tutto il disagio che si sta creando qua attorno. Ieri sera alle 6:40 sono andati a rubare su 2 appartamenti adiacenti ai nostri, quindi noi abitiamo anche qua, ho famiglia, ho 2 bambini, quindi ho dei dipendenti anche da salvaguardare, perché persone così che arrivano all'1:30 di notte, quindi non un orario così, e non si fanno neanche il pudore che ci sia o non sia nessuno, a volto scoperto e quant'altro, chiaramente sono un pericolo. Ancora tentate spaccate nella notte. Stavolta è la zona del Put, tra Viale Cairoli e Viale Luzzatti, ad essere presa di mira. Prima al Bassanello di Alberto Furlan, il malvivente è arrivato già ubriaco e ha tentato di forzare le porte, anche scagliandoci contro il cavalletto di una bici trovato sul luogo, cominciando da quella sul retro, poi quella davanti, causando come al solito ingenti danni e poca refurtiva. Poi si sarebbe diretto alla pasticceria Nascimben qualche metro più in là, anche qui non riuscendo a recuperare nulla. Poi i furti nelle abitazioni a pochi passi da dove Furlan abita e il senso di insicurezza che cresce perché non era la prima volta che accadeva e quindi ora installerà anche un allarme. È la sesta in 4 anni, quindi comincia a essere un po' un disagio. Infatti oggi è passato che stamattina allarmeremo anche il locale, e oggi pomeriggio verranno ad allarmarcelo, quindi abbiamo fatto abbastanza velocemente. Ripeto, proprio per salvaguardare quello che è anche i miei dipendenti e noi stessi, perché a una certa ora chiudiamo, siamo dentro magari a finire di lavorare, di pulire e può arrivare chiunque. E mentre Furlan conferma che aderirà alla raccolta firme lanciata da Antonio Matruda per coinvolgere i commercianti, ma probabilmente non alla manifestazione, sale lo sconforto per come stanno andando le cose. A parte più certezza della pena, serve più potere alle forze dell'ordine e più voglia di far rispettare queste leggi, perché non credo sia giusto che io, almeno da padre, possa pensare che i miei figli crescano in un paese del genere. E intanto in via Gandino un cittadino segnala che oltre ai furti negli appartamenti i malviventi si stanno spostando sulle auto. Secondo round, scrive in un post sui social, in una settimana. Batterie e sedili rubati da una RAV4.